Alberto Paolo, quanto volevi questo settimo posto? Beh, sicuramente era il giusto compenso per questa stagione, ci meritavamo di arrivare settimi, avevamo la possibilità, abbiamo fatto di tutto per raggiungere questo settimo posto. Adesso con Latina questa sera si è dimostrato che Latina comunque non era venuta qua per far festa. Cos'è che bisogna fare per affrontare una squadra come Trento che si sa sbaglia anche molto poco? Sicuramente Latina non aveva nulla da perdere, l'ultima partita tutti i giocatori hanno piacere di concludere l'anno con una bella prestazione. Per battere Trento sicuramente non basterà quello che abbiamo fatto oggi, perché Trento non è Latina, è decisamente più forte anche di noi, quindi per vincere queste partite dobbiamo fare qualcosa in più di quello che facciamo di solito, dobbiamo cercare di migliorarci sulle piccole cose e cogliere ogni possibilità. Loro hanno obiettivi molto importanti, giocano per vincere lo scudetto, quindi sicuramente non verranno qui sottovalutandoci o pensando che sia facile, quindi sarà tosta. Per quanto riguarda la tua stagione, facciamola in accoppiata con il tuo collega Marco Volpato, una grande stagione a livello di numeri, anche merito forse del gioco che state esprimendo con Dragan, con il capitano. Sì, sicuramente come coppia di centrali io e Fox facciamo tanti punti, ma non sempre quando si fai tanti punti vinci, quindi a volte c'è anche dei fondamentali un po' nascosti, magari come le alzate, i secondi tocchi, il muro. Ha fatto anche una bella difesa. Sì, le difese che alla fine magari non si vedono sui tabellini, però alla fine contano. Non so, sono contento, sicuramente da quando si è fatto male Gigi l'abbiamo sempre detto che abbiamo cambiato il nostro modo di giocare, abbiamo una squadra molto forte in ricezione, quindi avendo delle ricezioni buone possiamo giocare molto di più al centro magari rispetto a qualche altra squadra, e poi ovviamente con Dragan quando stai insieme 2 anni con un palleggiatore hai un'intesa buona e questo facilita un po' tutto. E allora in bocca al lupo. Crepi.